Benvenuti a Radio Guest anche questa settimana con un nuovo ospite. Ciao Alberto Gottardo, benvenuto nel mondo di Radio Company. Ciao Igor, grazie a te dell'invito. Alberto è il presidente di Extreme, un festival, un evento urbano molto molto bello. Adesso ovviamente andremo anche a capire di cosa si tratta, però Alberto Gottardo da dove arriva? Chi è? Alberto Gottardo è un sacilese, qui poi spiegherò dove è nato insomma il festival, è ingegnere gestionale che ha sviluppato questa passione per gli sport diciamo così particolari e da alcuni anni organizza insieme a un team fantastico questo bel festival. Molto bene, a un certo punto hai deciso di organizzare questo evento all'interno di una città come Sacile, che peraltro ha una cornice straordinaria. Come mai? Extreme Days Festival è nato da un gruppo di giovani sacilesi o dei dintorni di Sacile, proprio per fare qualcosa di nuovo per il nostro territorio. Prima c'è stata la volontà di fare un qualcosa di innovativo, di giovane, di riuscito, insomma, per richiamare gente nella città di Sacile, e poi a tavolino è nato questo format molto particolare, unendo che cosa? Sostanzialmente le passioni singole di una decina di persone che sono i fondatori del festival, quindi amanti degli sport in genere e di alcuni sport molto particolari di nicchia, da cui poi insomma mettendo insieme queste idee è nato il format Extreme Days Festival, che è un po' un unicum nel panorama nazionale sicuramente. Ci accenni le varie specialità, perché all'interno ci sono più specialità sportive. Sì, assolutamente, sono sostanzialmente sport d'azione, cosiddetti action sport, dal parkour alla slackline o highline, abbiamo il freestyle motocross, abbiamo inline skate o rollerblade, che dir si voglia, lo skateboard. Ci sono anche altre attività non prettamente sportive, ma che rappresentano un po' la cultura urbana e street, così come spray art, piuttosto che più in generale l'arte dei graffiti. Questa è una delle attività, insomma, insieme a molte altre, che caratterizza il festival, un'atmosfera davvero unica in cui tutti gli amanti di questi sport d'azione, insomma, si riuniscono per 3 giorni di adrenalina, di spettacolo, ma soprattutto di laboratori, di workshop, di gare, di possibilità di immergersi in moltissime attività. Beh, effettivamente quando c'è Extreme Sacile si veste di sport, cioè la coreografia della città cambia ed è meraviglioso perché proprio si respira un'aria nuova e comunque diversa ovviamente dal quotidiano. L'edizione del 2020 è stata caratterizzata dalle restrizioni causa Covid-19. Alberto Gottardo e il suo staff che cosa hanno pensato per il futuro per quanto riguarda Extreme? Allora, nel 2020 in realtà siamo tra i pochi che non possono dirsi totalmente sfortunati, nel senso che noi la prima tappa del Festival 2020 che si è tenuta a Sappada siamo riusciti fortunatamente a portarla a casa, perché si è svolta l'ultimo weekend di gennaio. È stata tra l'altro una prima edizione dopo le 2 invernali tenutesi a Piancavallo. Sappada, location meravigliosa per il festival, in cui si è svolta una nuova edizione di Extreme Winter Trail, importante, insomma, che fa centinaia ormai di presenze, con tutto il contorno che già conosciamo del festival, che non è altro che lo sport d'azione portato sulla neve. Purtroppo gli eventi estivi, che sono quelli ovviamente principali per il festival, sono stati annullati e avremmo dovuto anche avere un'importante novità. Avremmo avuto una prima edizione a Trieste, per noi estremamente importante, che è anche un po' testimonianza della crescita che ha avuto il nostro festival e della volontà di essere di supporto comunque al nostro territorio, al panorama regionale in primis, grazie proprio alla collaborazione e la cooperazione fattiva con Turismo FVG. È nata questa idea, e grazie anche alla volontà che aveva l'amministrazione comunale di Trieste quest'anno di portare il festival in città. Insomma, sarebbe stato uno step importante e una novità molto importante per gli amanti del festival. Il 2021 non sarà una replica di quello che era il programma ormai stilato per il 2020. Noi siamo assolutamente ottimisti e l'idea è assolutamente quella di ripianificare nel 2021 queste 3 tappe che avevamo ormai calendarizzato per il 2020. Beh, questo è quello che ci auguriamo anche noi, peraltro Radio Company è uno dei media partner di Extreme
Andiamo a ricordare, e poi andiamo anche a salutarci perché tu so che sei in vacanza, quindi ti sto disturbando, sei stato gentilissimo, a ringraziare i partners che hanno sostenuto Xtreme in questi 7 anni. Beh, sicuramente non saremmo nati senza il sostegno del Comune di Sacile, insomma, che ha sposato fin dall'inizio l'iniziativa, e altrettanto non saremmo nati se non con il sostegno di quella che ormai purtroppo è la ex provincia di Pordenone, insomma, che in partenza ci ha sostenuti. E poi lo sviluppo del nostro festival in questi anni certamente molto è grazie a Regione Friuli Venezia Giulia e Turismo FVG, dopo aver riconosciuto la validità anche a livello turistico del nostro festival, si è strutturata una collaborazione costante e continuativa. Grazie per il tuo tempo dedicato a Radio Angest, noi ti facciamo ancora gli auguri e naturalmente buone vacanze a te e a tutta la tua famiglia. Grazie a te.